Se la gondola è la regina incontrastata delle acque lagunari, il taxi acqueo si è fatto strada come principe dei rii, anche nell'immaginario. È facile infatti associarlo ai grandi divi in città per la mostra del cinema. Questo particolare motoscafo si è trasformato in una immortale icona glamour. Nel vederne uno solcare le acque di Venezia, è facile richiamare alla mente le immagini delle grandi dive, bellissime e sorridenti, o quella di un giovane Paul Newman appoggiato con aria assorta alla plancia. La sua nascita è tutta veneziana, suscitata come spesso accadeva in passato da una novità tecnologica introdotta per esigenze belliche, i MAS, i potentissimi motoscafi utilizzati per le incursioni navali, progettati nei cantieri della città dall'ingegnere Attilio Bisio a pochi mesi dall'inizio della Prima Guerra Mondiale e destinati pochi anni più tardi a ingentilirsi per solcare le acque veneziane come imbarcazioni da trasporto. In funzione di questa lunga tradizione di costruzione navale con l'utilizzo del legno di mogano, divenuta patrimonio dei costruttori lagunari, a Venezia i taxi costruiti con questa tecnica elegante sono ancora molto apprezzati e vengono mantenuti a tutt'oggi.